a eccessiva distanza. E comunque questi imprenditori trovavano anche servizi, non solo i trasporti, ma c'erano anche i servizi alla residenza che erano comuni, il clima, come dicevamo, e questa zona ha favorito processi di accumulazione di capitale che però alla transazione sono andati via, c'è come un costume italico, cioè dopo un po' la ricchezza dell'impresa si trasforma, fugge dall'impresa e va nella rendita. Avete letto tutti che noi abbiamo una grande, forse siamo la regione d'Europa, la nazione d'Europa che ha la maggior ricchezza immobilizzata nella rendita, anziché nel rischio, cioè nel lavoro, nella trasformazione. E poi c'è un altro elemento, questi imprenditori che vennero e che noi conosciamo fino ai primi del Novecento, fino al 1950, non creano una vera mobilità sociale, cioè la ricchezza che producono non è una ricchezza che si diffonde. Danno lavoro, ma i salari erano molto bassi, per cui basta vedere anche le tipologie abitative cambiano quando è lo Stato che aiuta i dipendenti, aiuta chi lavora a costruire diversamente, quando offre servizi, ma non c'è un benessere sociale collegato al successo di quelle imprese. Non lo registriamo come... Certamente c'è un vantaggio rispetto ad altre aree. Poi noi abbiamo avuto anche degli altri... La rinascita, beh, noi la rinascita la giudichiamo sempre solo su Ottana e sulla crisi della grande industria, però la rinascita e diciamo tutte le politiche di incentivazione, la 64, eccetera, eccetera, hanno fatto nascere un piccolo ceto di imprenditori. Non è vero che non è nato. Il problema è che secondo me questo piccolo ceto di imprenditori adesso, che vede il rischio del mercato, è tentato dal famoso richiamo della rendita, cioè ho realizzato, ho guadagnato, compro case, vivo di affitti, esco dal rischio. Se conoscete imprenditori sardi e li frequentate, questa tentazione, soprattutto quando cominciano a non avere più 50 anni ma viaggiano verso i 60 e 70, tendono a proteggere la successione garantendo patrimonio e rendita, dopodiché escono dall'impresa. Questo sta accadendo anche da noi e siccome poi le cose sono fatte dalle persone, con questo ceto imprenditoriale che pure è nato, bisognerebbe parlare per governare la paura che li porta a uscire dall'attività produttiva e a rifugiarsi da altre parti. E c'è da dire che questa seconda fase dell'industrializzazione, noi sto ripercorrendo un po' di storia perché serve per capire. Noi l'abbiamo vissuta anche perché questa zona un tempo si è dotata prima di non solo di infrastrutture, ma anche di sistemi collegati all'infrastrutturazione efficienti. Siamo stati tra i primi a dotarci di piani regolatori. Non è banale. Si sapeva chiaramente dove andavano i paesi. Dei trasporti abbiamo detto, ma avevamo anche una buona formazione. Cioè la qualità delle scuole intorno a questo territorio non era scadente, sia delle scuole diciamo che preparavano poi a un impegno nel lavoro o a proseguire nell'università. Pensate soltanto al ruolo avuto dall'Istituto Agrario di Montresta, prima ancora Montresta ha fornito i casari a mezza Italia, quando si gira per l'Italia se ne trova almeno uno che ha studiato lì, perché poi venivano reclutati. Avevamo Sant'Ursurgio, avevamo Macomer che funzionava molto bene. Io sulla scuola poi tirerò rapidamente le somme. Poi c'è stato un elemento anche nel passato che noi stiamo sottovalutando. Quando è stato citato l'onorevole Del Rio, loro si posero un problema. Erano ben consapevoli che fare sviluppo vuol dire aver pazienza. No? Fare sviluppo vuol dire aver pazienza, mettere insieme procedure, sostenerle, verificarle, controllarle, non avere la cultura del divieto che purtroppo si sta affermando, ma avere la cultura del controllo che fa qualità.
Noi non abbiamo sistemi di controllo in Sardegna. Uno dei motivi per cui l'amministrazione regionale è lenta è perché ciò che conta è l'immagine amministrativa di un problema. Quindi a monte di un'autorizzazione ci sono tutti i controlli possibili e immaginabili. A valle sul fatto non ci sono controlli, perché il fatto esiste quando esiste perfettamente la pratica. Mentre sarebbe più semplice fare pratiche snelle e attivare controlli veri nella realtà. Ma chiudo la parentesi. Nella rinascita e in altre c'era una consapevolezza: aspettiamo i tempi lunghi o facciamo una politica di impatto, cioè produciamo uno sviluppo che paga lo sconto di 5 generazioni, oppure ci lavoriamo subito sopra. Come accelerare? Insomma, ciò che diceva prima Vincenzo Floris nasce da questo fatto, cioè dalla volontà, da una terapia d'urto che ha comportato un investimento rilevante di risorse pubbliche, però aveva uno scopo. In più, guardate, nel passato avevamo una cosa che adesso stiamo perdendo, ed è un errore. C'era un pensiero intorno alle zone interne, intorno alla zona, al centro della Sardegna. Pensiero positivo o negativo è diverso. Il padre di Francesco aiutò molto l'Italia a capire che ciò che era arretrato aveva comunque una sua razionalità. E se c'è una razionalità nell'arretratezza si può parlare con l'arretratezza, perché se non c'è razionalità con chi parli? Quando Antonio Figliolo scrive ciò che ha scritto, ciò che scrisse sul banditismo in Sardegna, c'era ancora chi vedeva il bandito ottocentesco come un'espressione un po' estetica, no? No, invece c'è una razionalità, c'è un codice, andiamo a vederlo, parliamo, eccetera, eccetera. Allora però nacque un pensiero robusto sulle zone interne. Allora te lo dico qui, lo ripeto, l'ho già detto altrove, forse bisognerebbe riparlarne. Noi stiamo subendo una visione estetica delle zone interne della Sardegna. Noi stiamo subendo, si sta riaffermando una cosa che i linguisti conoscono benissimo, che venne dietro Wagner, e cioè come la Sardegna come grande archivio dell'arcaicità europea. Rimanete così, noi veniamo e vediamo gli orsi danzare. Noi questa idea dobbiamo rifiutarla. Però c'è, e sta diventando un'ideologia. Sta diventando un'ideologia. L'idea dei paesini dell'interno fioriti, lindi e pinti, l'idea dei paesini come Disney va rifiutata. Non perché i paesi non debbano essere in ordine, non perché le case non debbano essere fatte bene, non perché non ci sia una razionalità nelle tipologie abitative tradizionali, anzi c'è da recuperarla, ma perché i problemi di quest'area non sono risolvibili in chiave estetica, vanno affrontati in forma razionale e raziocinale e comportano altre cose. Allora, non abbiamo un pensiero. Se ha un valore questo convegno è dire che non c'è un pensiero sulle zone interne. Il fatto che oggi il Presidente della provincia, l'onorevole Floris, dicano guardate, la progettazione integrata ha un pensiero, ha un metodo, ma è generalizzato, è per tutti. Guardate che io la sosterrò fino alla fine, però guardate che l'unico fattore di riequilibrio che la progettazione integrata può attivare, non per demerito, ma può attivare nel riequilibrio tra zone interne e zone esterne, è quello previsto dalla 15, cioè il 5% di capitale in più, o il 2% nelle graduatorie. Per cui se nella divisione delle risorse ci sarà un orientamento